Non siamo la Germania per rigidità, ma neppure la Bielorussia per eccessiva libertà, almeno sportiva, senza fraintendimenti nazionalistici. Gli italiani e i veneti e i triveneti sono generalmente espressione di un modus vivendi all'insegna della libertà, del duro lavoro quotidiano, ma anche dell'attività di svago e ricreazione, diciamo. Ma sappiamo anche sacrificarci, come hanno dimostrato i piccoli grandi passi avanti nel contrasto alla diffusione del coronavirus nel paese e a nord-est. Eppure a Verona ci sono state altre 8 vittime in 24 ore e 25 nuovi casi, per cui la preoccupazione resta. Ma resta comunque, ha opportunamente ribadito il sindaco scaligero Federico Sboarina nel consueto punto stampa, l'attenzione al rispetto delle norme e il rigore nell'applicazione delle direttive. Sboarina richiama ripetutamente l'ordinanza della Regione Veneto a proposito di tutte le indicazioni che con assoluta precisione il governatore Luca Zaia stava spiegando nel corso del contestuale incontro con la stampa a Marghera. Sboarina ha spiegato soprattutto che Verona si è riallineata con gli altri comuni italiani alla luce di novità quali l'apertura per 2 giorni alla settimana di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento e prodotti per la prima infanzia. Ma la città e le strade e le piazze della provincia devono rimanere vuote, ha tuonato ancora il sindaco, evidentemente nella scomoda posizione di dover tutelare la salute pubblica, facendo i conti con l'esasperazione generale, per di più a fronte di una primavera tentatrice in termini meteo e con una situazione che ci vede reclusi nelle nostre abitazioni. C'è più movimento in giro, è stato obiettato a Sboarina, che ovviamente ricorda la riapertura di molte attività produttive a cui il primo cittadino veronese si dice assolutamente favorevole, nel rispetto delle norme di assoluta sicurezza garantite ai lavoratori. Chiuse le aree verdi, sospese le attività ricreativo-sportive, le cerimonie religiose, funerali compresi, pensate a quando bisognerà celebrare le esequie per tutte le vittime. Interdette le piste ciclopedonali a meno che si usi la bicicletta per andare al lavoro, a fare la spesa e andare in farmacia. Potremmo rimanere a discutere di norme per giorni, ma il discorso rimane sempre soltanto quello ormai ribadito alla nausea dall'inizio dell'emergenza: usare il buon senso, evitare gli assembramenti. E in libreria come la mettiamo? Favorendo la desertificazione di tutti gli ambiti pubblici per scoraggiare il maledetto Covid-19. Parliamo ora di mercati, anche qui sarebbero proibiti, parliamo di alimentari, per il resto non se ne parla ancora, ma se le disposizioni del DPCM, che prevedono la perimetrazione degli stessi e un solo accesso in entrata e in uscita, vengono rispettate, si può gradualmente riconfigurarli, tanto che dell'argomento si è parlato proprio in un incontro tra sindaco di Verona ed associazioni di categoria tenutosi nel corso della mattinata. Il 3 maggio non è poi così lontano, ma soprattutto è importante accorciare le distanze rispetto alla fine di quest'incubo, allungando quelle previste, 2 metri tra persone e persona, indossando per uscire obbligatoriamente mascherine e guanti. È un dovere scomodissimo, ma serve.